Siamo tornati nuovamente in studio con lo spazio, ve l'avevo annunciato, dedicato alla sanità e alla salute. Vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, che è il dottor Claudio Melchior, direttore UOC Ortopedia Traumatologia dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Parleremo di infezioni ossee in ortopedia, quindi sentiremo e parleremo con il medico per diagnosi e trattamenti. Ovviamente se volete chiamare, lo vedete, il numero in sovraimpressione, insomma domande relative a questo argomento. E intanto parliamo subito e cerchiamo di capire che cosa sono le osteomieliti. Le osteomielite, in parole molto semplici, sono le infezioni che colpiscono l'osso. E proprio perché l'osso è una struttura particolare, sono infezioni un po' difficili da debellare, da curare. Però esistono le cure. Ovviamente il cardine è sempre la terapia antibiotica, che può portare, diciamo, se adeguatamente trattata e nei tempi dovuti, a una guarigione anche del 90% dei casi. Ecco, sono patologie che vede frequentemente oppure più rare, diciamo, come... Purtroppo abbastanza frequentemente. Diciamo che sono un po' aumentate nel corso degli ultimi anni, dovute un po' Un po' bisogna capire anche l'origine, perché quali sono le cause di queste infezioni ossee. Infatti da cosa viene causata questa? Allora, diciamo così, per essere in maniera schematica, le osteomieliti possono arrivare, diciamo così, instaurarsi dal sangue per via ematogena, cioè il germe può improvvisamente entrare nel circolo sanguigno da un focolaio settico, che può essere anche un granuloma dentario, può essere un foruncolo, un'infezione anche di un organo viscerale, come può essere un rene, la vescica, l'intestino, da una batteriemia, e successivamente una localizzazione ossea. Sono più frequenti nei bambini le osteomieliti di tipo ematogeno, colpiscono però anche gli adulti. Queste possono essere trattate, diciamo, precocemente con la terapia antibiotica e possono dare, diciamo, dei buoni risultati. Poi abbiamo tutta la gamma di infezioni ossee che sono provocate dall'incidentistica stradale, dalle traumi sul lavoro, fratture anche, diciamo così, di piccola portata, però fratture esposte, o possono seguire anche interventi chirurgici, in cui il germe appunto riesce a inocularsi nell'osso e lì a proliferare e a dare delle infezioni che hanno caratteristiche un po' diverse dalle infezioni ematogene. Però insomma anche queste vanno trattate in primo impatto con la terapia antibiotica. Ecco, con tutti gli incidenti purtroppo che si registrano in questo periodo, ne vedete magari spesso di questo tipo di infezioni, oppure si riesce ad arginarle, diciamo, prima di... Certo, bisogna sempre cercare di impedire, no, l'instaurarsi di un'infezione di questo tipo, perché l'osteomielite è proprio l'infezione profonda dell'osso, perché osteomielite, come dice, interessa proprio la parte midollare dell'osso, la parte più intima dell'osso. Ed è una paninfezione, cioè un'infezione generalizzata che porta a distruzione dell'osso, con conseguenze a volte che possono anche essere irreparabili, per cui questa ovviamente si è lasciata andare al proprio destino. Naturalmente, per esempio nel caso di fratture esposte, bisogna instaurare subito un trattamento antibiotico, una pulizia accurata dei tessuti. Ovviamente è un intervento chirurgico questo, per cui vanno asportati tutti i tessuti che hanno un aspetto non buono, insomma necrotico, diciamo, cioè, perché questi sono una pabulum, cioè un terreno di coltura per i germi, perché ovviamente i germi hanno bisogno di nutrimento, per cui i tessuti morti sono un terreno di coltura naturale. Ecco, lei diceva il 90% insomma riescono a guarire. Come si curano questi? Oltre, insomma, l'antibiotico, diceva, è la prima... La terapia antibiotica è il cardine, va isolato il germe. Nel caso di un'infezione ossea va innanzitutto isolato il germe tramite biopsie, prelievi, tamponi culturali, insomma tutta una serie di procedure
Questo è diciamo, il focus, l'obiettivo primario è isolare il germe. Nel sospetto di un'infezione ossea bisogna isolare il germe possibilmente per instaurare una terapia antibiotica mirata, diciamo noi, che sia proprio precisa, dedicata a quel germe o a quei germi, perché a volte ci sono infezioni sovrapposte, e poi non sono solo batteri, possono anche essere funghi o anche micobatterio tubercolare, però diciamo questo rappresentano un aspetto un po', diciamo così, un capitolo un po' a parte, ecco. Per cui la terapia antibiotica può portare a un miglioramento marcato, a una guarigione, può essere necessario anche un trattamento chirurgico con pulizia dei tessuti, asportazione del tessuto osseo che ha un aspetto necrotico, diciamo non vitale, perché come riagganciandomi al discorso iniziale, il tessuto necrotico rappresenta un terreno di coltura ideale per i germi. Ecco, quindi quando l'antibiotico diciamo, non riesce a risolvere la questione, si passa direttamente all'intervento chirurgico, oppure ci sono anche altri trattamenti che possono essere utilizzati? Beh, certamente. Adesso bisogna distinguere le fasi acute dalle fasi che poi si cronicizzano e a quelle croniche, perché indubbiamente nelle fasi acute il trattamento antibiotico è il cardine, poi si passa ovviamente anche cioè è un po' evolutivo il discorso, non è proprio gli step precisi, certo. Dipende un po' dal paziente, dipende dai germi che coinvolgono l'osso, per cui si può avere nelle fasi acute trattamento antibiotico e con la pulizia dei tessuti. Poi quando l'osteomielite si cronicizza, cioè non siamo riusciti a debellarla, perché purtroppo i germi riescono a nascondersi nell'osso e possono rimanere silenti anche per anni. Danno anche l'impressione, cioè il processo dà l'impressione anche di essere guarito. Poi improvvisamente, dopo molti anni, anche per un banale influenza o un banale trauma, si riaccende l'infezione e ovviamente l'arto si gonfia, diventa tutti i segni dell'infiammazione, cioè diventa più caldo, arrossato, e si apre una fistola da cui c'è un gemizio di pus a volte o di una secrezione sierosa, che comunque è sempre un indice, diciamo così, un criterio maggiore di infezione dell'osso. E i casi cronici che vanno avanti molto nel tempo sono suscettibili di trattamenti chirurgici più complessi, più lunghi, più complessi, che comunque con i quali possiamo in ogni caso portare a guarigione il paziente. Ecco, lei stava appunto dicendo può rimanere per anni silente e poi svilupparsi tutto ad un tratto. Come fa un paziente, una persona a capire o a magari percepire che in realtà è partita un'infezione di questo tipo? Beh, se noi parliamo delle infezioni croniche a questo punto, no? Penso, sì. Per cui diciamo così, c'è stato un episodio primitivo in cui c'è stata un'infezione dell'osso che è stata curata, è stata trattata. Sì, adesso io ho parlato solo della terapia, però ci sono anche tutti gli accertamenti, sia laboratoristici che radiologici, radiografici, insomma, strumentali, che sono anche abbastanza sofisticati nel caso ci sia un processo di questo tipo. Per cui si dà per assodato una volta che si normalizzano gli indici di laboratorio, e quando da un punto di vista clinico il processo si spegne perché il paziente clinicamente sta bene, che non ci sia più l'infezione, però la certezza assoluta non c'è mai. L'osso peraltro è una struttura che è molto resistente alle infezioni ossee, perché i germi fanno fatica ad arrivarci. Infatti non è che l'osteomielite è un'infezione così frequente come può essere un'infezione virale, insomma l'influenza, ecco, per fortuna, perché i problemi di trattamento, di diagnosi, trattamento e di guarigione sono piuttosto complicati. Però può riaccendersi innanzitutto il dolore, per esempio supponiamo una gamba, no? Io parlo di una tibia, cioè che diciamo le fratture. Parlando di una frattura esposta, la gamba si presta molto, no, all'esposizione, perché è molto superficiale la tibia,
l'osso più importante della gamba è molto superficiale, soprattutto nella sua parte anteromediale, è rivestito solamente dalla pelle. Di conseguenza il fatto in una frattura che possa anche esserci una comunicazione con l'esterno è abbastanza frequente. Potrebbe essere che noi trattiamo il paziente nel modo più rapido, precoce e appropriato possibile. A distanza di anni può insorgere un dolore, arrossamento, anche un po' di febbre e poi ovviamente ci può comparire una fistola. In questo caso questo dimostra che c'è un processo infettivo sottostante che ha colpito l'osso. E nell'anamnesi a ritroso si capisce che c'è stato un precedente, anche se noi l'abbiamo curato adeguatamente. Certo. Insomma. Lei ci diceva prima, insomma, i trattamenti poi in caso di queste patologie sono trattamenti lunghi e penso anche abbastanza complicati, come diceva lei, non è proprio così semplice poi riuscire a curarlo. No, certamente, perché per fortuna, diciamo così, l'evoluzione delle tecniche chirurgiche è stata sempre costante e ha permesso di arrivare a soluzioni complicate, complesse, diciamo più che altro, che però possono portare a guarigione questi pazienti. Peraltro non abbiamo, ci sono le infezioni ossee, poi ci sono le fratture che si infettano e non guariscono, che vengono chiamate pseudoartrosi infette, per cui tutte situazioni in cui grazie alla chirurgia all'utilizzo di apparecchi che si chiamano fissatori esterni si può asportare ampi segmenti anche di tessuto infetto in modo da arrivare fino al tessuto sano. E poi grazie a questi fissatori esterni che sono circolari, sono degli anelli che vengono poi fissati all'osso buono, insomma, si utilizzano dei sistemi di trasporto, l'osso se adeguatamente stimolato può crescere. Noi lo facciamo scendere il segmento e lui nella parte sana cresce 1 millimetro al giorno, si riesce ad allungare l'osso. Fino a 1 millimetro al giorno? Sì, in media sì, dopo dicevo per questo sono trattamenti complessi, perché sono pazienti che vanno seguiti molto. Io dico che sono anche molto bravi perché sono molto pazienti, d'altronde hanno davanti a loro un obiettivo che è quello di salvare l'arto e di ritornare a camminare. I pazienti motivati hanno grandi soddisfazioni perché l'osso appunto con questo sistema di trazione, di distrazione e compressione viene stimolato a crescere. Poi bisogna seguirli molto perché bisogna controllarli radiograficamente, se si vede che il rigenerato osseo è un po' lento, bisogna attendere, magari si torna un po' indietro e bisogna stimolarlo, insomma, è una sfida, però noi sì che le trattiamo, abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, soprattutto abbiamo dato un servizio a questi pazienti, siamo veramente soddisfatti. Tecniche fra l'altro sono avanzate con il tempo e quindi questo ha portato... Beh, diciamo che queste non è che sono poi così nuovissime, no? Le tecniche con i fissatori circolari sono nate ancora nel secolo scorso, intorno agli anni 60-70, in Siberia peraltro, per cui sono i russi che hanno sperimentato questa metodica di Ilizarov che si chiama, però e poi è arrivata negli anni 80 in Europa, abbastanza un po' più tardi, no? Grazie peraltro a un esploratore italiano che aveva avuto una frattura esposta che non guariva e lui aveva sentito che in Siberia, a Kurgan, facevano questi trattamenti e lì si è recato, poi lui è diventato amico del chirurgo ideatore di questo sistema di fissazione esterna che si chiama Ilizarov o Ilizarov, insomma, come adesso l'accento non so bene dove si ponga, e poi sono diventati amici e lo ha invitato a venire in Italia e l'ha portato in Italia, insomma, per cui gradualmente si è diffusa. Per esempio l'Italia è il secondo paese dopo la Russia al mondo che ha utilizzato questa metodica, perché gli Stati Uniti sono venuti molto dopo di noi, per esempio, e anche gli altri. Sì, l'Italia da questo punto di vista è stata molto aperta e ha dimostrato, ecco, di essere molto eclettica, insomma, nell'acquisire nuove tecnologie. Poi è chiaro che dopo
e questo sistema è stato modificato, si è evoluto, e siamo passati a cose molto più complesse. Per esempio si possono correggere deformità su tutti i piani dello spazio con l'aiuto del computer, no? È diventato computerizzato, per cui abbiamo un sistema che si chiama esapodalico, che consiste sempre in questi anelli che stanno intorno all'arto, però sono fissati con delle aste telescopiche e ricordano molto come si muove un simulatore di volo. E il computer ci dà le correzioni da fare, poi il paziente gira le sue astine a seconda dei giorni, cioè ha tutto programmato, è facilissimo, e lui gira un quarto da una parte, un mezzo dall'altra, tutto così. Però è incredibile perché riusciamo ad avere correzioni in situazioni direi difficilissime da ottenere solo con la manualità. Senta, nel caso invece non si arrivi insomma così in tempo, quali sono i rischi di non curare infezioni come quelle di cui stiamo parlando? Beh, se una osteomielite non viene trattata adeguatamente può portare anche all'amputazione. Cioè, diciamo, l'epifenomeno è questo, cioè la parte finale, se non in una infezione ossea che non è stata trattata adeguatamente, oppure bisogna anche essere sinceri, in pazienti per esempio compromessi, pazienti molto deboli, molto fragili, pazienti che hanno svariate patologie, insomma, che complicano la situazione, diabetici, vascolopatici, pazienti immunodepressi o pazienti che per esempio sono a rischio anche i tossicodipendenti, per esempio, o pazienti che portano cateteri venosi centrali, cioè sì, è chiaro che questi sono a rischio, e anche con le cure, diciamo così, più mirate e più forti si può essere così, non riuscire ad ottenere il risultato sperato, per cui l'amputazione è ovvio che rimane sempre l'ultimo atto, certo. È proprio in mancanza di una soluzione, però bisogna scongiurarla perché tanti pazienti sono giovani. Ecco, questo appunto, volevo arrivare a questo, si parla di incidenti, molti pazienti sono giovani, cioè lei fra l'altro anche bambini, si parlava anche in caso... Sì, beh, le fratture, diciamo così, parlando di traumatologia, il rischio maggiore di contaminazione è nelle fratture esposte. Certo. Queste colpiscono i soggetti più giovani generalmente, tra cui anche i bambini, può capitare, insomma, però... si parla soprattutto negli incidenti di solito. Sì, nell'incidentistica, sì, ma anche traumatologia sportiva. Esatto, anche traumatologia. Anche traumatologia sportiva può accadere sicuramente. Quindi anche fra gli sportivi? Sì, perché gli sport di contatto a volte possono avere dei momenti così, fra virgolette, violenti, no? Nel senso un contrasto tra due atleti, non so, parlo del gioco del calcio, ma anche altri sport, perché sì, non è che voglio criminalizzare assolutamente, fa parte un po' del gioco, della vita, insomma. Però ecco, a volte ci sono anche delle esposizioni con rischio di contaminazione. Ecco, fra l'altro se non sbaglio, poi ritorniamo a parlare ovviamente di questo tipo di infezione, insomma nel suo reparto sono anche arrivati atleti insomma importanti, non importanti, se non sbaglio proprio. No, certo, sì, abbiamo curato degli atleti professionisti anche del ciclismo, del pattinaggio, sì, non cose gravi così, ecco. Per traumatologia della loro attività, insomma. Ecco, però mi scusi se torno un attimo indietro, e prima diceva basta anche magari un'infezione, non diciamo banale, ma magari piccola, per poi creare un problema più grave, se non sbaglio. Beh, certo, perché una volta che i germi si insediano, l'osso, dicevo prima, è un tessuto che è resistente all'infezione. I germi fanno fatica ad entrarci, ma una volta che si sono inoculati, sono entrati, poi si fa fatica a eliminarli per un sistema di vascolarizzazione dell'osso. Adesso è un po' complesso, certo. Insomma, però
di conseguenza cosa succede? Succede che una volta che sono lì o proliferano, danno luogo appunto a un'infezione che si estende a tutte le componenti dell'osso, per cui anche alle membrane che rivestono l'osso dentro e fuori, siano periosteo ed endosteo, che sono quelle che hanno le possibilità di vascolarizzazione e di riparazione in caso di fratture. E qui è un processo infiammatorio suppurativo, perché produce pus, no? È altamente destruente. E ovviamente se non vengono effettuati dei drenaggi chirurgici, delle pulizie oltre alla terapia antibiotica, non si riesce a debellarlo. Per cui sì, la cosa importante è fare diagnosi precoce e partire per tempo con la terapia antibiotica. Ecco, fra l'altro lei mi diceva, poi parliamo anche di una terapia, lei mi diceva, insomma i pazienti, scusate il gioco di parole, ma i pazienti sono davvero pazienti proprio per cercare di salvare l'arto, quindi avete c'è una collaborazione importante che è fondamentale poi da parte del... Beh, questo è il punto cardine di tutta la medicina, cioè il rapporto che si instaura tra medico e paziente. Deve essere un rapporto di piena fiducia, e di sostegno e di comprensione, perché il paziente motivato comunque è quello che va meglio. È un paziente, ovvio, a parte l'urgenza in cui bisogna prendere decisioni rapide, e lì bisogna anche convincere il paziente a fare un certo gesto chirurgico, ma la maggior parte di questi trattamenti, diciamo così, che sono cronici, sono trattamenti che vanno proposti, vanno spiegati più volte anche se necessario. Il paziente deve capire, deve convincersi che lo fa anche perché ne ha bisogno, per cui si instaura un rapporto tra medico e paziente che è la forza del raggiungimento del risultato. Senta, quando parliamo di terapie, la terapia iperbarica in questo caso è utile, potrebbe essere utile? Sì, la terapia iperbarica ha un suo senso, però non è che può essere estesa così, al di là del fatto che comunque come tutte le terapie ha anche dei rischi, insomma, ci sono pazienti che per esempio non sono idonei perché per problematiche dell'orecchio oppure polmonari, eccetera, cioè perché viene... Ovviamente si tratta dell'inalazione dell'ossigeno ad alta pressione, perché l'ossigeno ad alta pressione stimola delle cellule dell'osso che si chiamano istiociti a una maggiore attività, per cui queste sono degli spazzini, fanno una certa pulizia, no? È come una pulizia biologica, non chirurgica. Per cui la terapia iperbarica ha le sue indicazioni, e non deve essere anche così secondaria a una pulizia chirurgica, e poi ha dei cicli che viene rivalutata alla fine del ciclo se è necessario fare un'altra pulizia chirurgica e poi ripetere il ciclo. Cioè, ecco, in quali casi magari decidete questa terapia piuttosto? Beh, i pazienti che per esempio nonostante il trattamento antibiotico o il trattamento chirurgico non vanno bene, hanno difficoltà a andare verso un'evoluzione favorevole, in questi casi la terapia iperbarica può avere un suo significato. Però anche questa sono trattamenti impegnativi, lunghi, non è una seduta alla settimana, è tutti i giorni, costantemente. Le sedute durano circa 80 minuti in camera iperbarica, sì, sono abbastanza impegnative, insomma, e vanno proposte quando veramente abbiamo i dati che sono necessari. A livello di dati, insomma, se non so se ci sono dati possibili, quante persone sono state magari nel suo ospedale o piuttosto insomma nell'ASL? A livello di infezioni ossee? Quante infezioni? Sì, a livello di percentuale. Beh, adesso per esempio allora il capitolo complessivo è abbastanza ampio, perché poi io non ho parlato che ci sono anche le infezioni protesiche, per esempio. Ecco, no? Sì. che sono...
È che sono circa, parlando di anca e di ginocchio, sono circa dal 2 al 3% degli impianti che si fanno. Ecco, questo che tipo di infezioni sono queste qui? Sono sempre infezioni che interessano l'osso comunque, perché il germe può arrivare precocemente, cioè subito, può essere durante l'intervento o nei giorni successivi, oppure a distanza anche di molto tempo, perché tutti i dispositivi protesici hanno sono un ottimo punto di attacco, di ancoraggio per i germi, cioè i germi hanno un atrofismo particolare per i dispositivi metallici, comprese le placche, le viti, anche gli impianti dentali per esempio, e in particolare hanno una certa, soprattutto certi germi che sono quelli più frequenti, hanno una particolare predilezione per il polietilene che noi utilizziamo, queste sono delle cupole di plastica che utilizziamo come componenti delle protesi, hanno una tendenza spiccata ad attaccarsi in queste componenti. Non è una percentuale alta, no? Perché l'ordine è variabile, può andare dal 0,5 al 2% per l'anca e va dal 0,7 al 2,5% nella protesica di ginocchio. Però indubbiamente quando un paziente, cioè quando una protesi si infetta diventa un problema importante, perché poi se non si riesce a curarla con la terapia antibiotica bisogna partire subito cercando di isolare il germe, come dicevo prima, cioè rimane sempre l'isolamento del germe, è sempre un fattore importantissimo. Siamo costretti a volte a fare delle pulizie chirurgiche, cambiare le componenti mobili, quelle che non sono a contatto con l'osso, che sono di solito il polietilene e la ceramica, e sostituirle con nuove. In questi casi qui la metà delle protesi si salvano. Se viene questo, diciamo così, questa pulizia chirurgica viene effettuata nel primo mese. Altrimenti quando non si sistema siamo costretti proprio a rimuovere l'impianto, pulire tutto, metterci uno spaziatore fatto con il cemento e antibiotico, in modo che c'è un rilascio di antibiotico anche locale oltre a quello generale. E poi dopo ovviamente queste sono tutte cose che non ho detto prima, sono tutte patologie che necessitano di un approccio multidisciplinare, perché non è solo l'ortopedico qui che agisce, qui c'è anche l'infettivologo, perché diciamo così... È un'equipe sì, certo. Perché con l'infettivologo noi siamo a stretto contatto costantemente, perché si tratta anche di calibrare bene la terapia antibiotica, perché a volte sì, non è proprio così semplice, bisogna cercare le associazioni migliori in modo da riuscire a colpire i germi nel modo più efficace possibile. E poi ci sono valutazioni laboratoristiche, radiologiche, scintigrafiche, insomma è una cosa molto complessa. Quando abbiamo dei riscontri di normalizzazione degli esami e anche da un punto di vista locale di una situazione di normalità, a distanza di 2 o 3 mesi dall'espianto facciamo il reimpianto, togliamo il cemento antibiotato, lo spaziatore serve solo a mantenere la distanza, a impedire le retrazioni muscolari, tendine, e soprattutto che gli spazi non vengano riempiti da tessuto fibroso, perché poi diventerebbe molto difficile revisionare la protesi, cioè impiantare una nuova protesi. Per cui lo togliamo e viene impiantata una nuova protesi, diciamo così, con degli ottimi risultati. Esistono anche le reinfezioni, tutto è possibile, però insomma i risultati sono buoni. Ecco, una persona dopo che passa insomma questo iter che è lungo e può tornare insomma a camminare nuovamente ad una vita normale, oppure il rischio è che poi insomma ci sia si trascini poi una... Beh, questo dipende molto dalla partenza, però in linea di massima, anche per l'esperienza nostra, i pazienti ritornano ad avere una vita normale, riescono a camminare
a far riprendere il lavoro, riprendere anche l'attività sportiva a volte. Ecco, questa è la domanda infatti che le stavo per porre, visto che si parla anche di tanti sportivi, la loro vita è proprio lo sport e poi riescono a riprendere magari lo sport a quei livelli. Sì, questo dipende molto se l'infezione coinvolge l'articolazione oppure no, perché se l'infezione è molto vicina all'articolazione, allora lì si possono avere delle rigidità poi articolari che possono un po' compromettere la funzionalità dell'arto, anche se non in maniera, diciamo così, sostanziale. I pazienti tornano ad avere una vita normale a distanza di qualche anno, ecco. Però capita, ad esempio, che succede che ci siano infezioni sui mezzi di sintesi, cioè quando si fanno le osteosintesi, la riparazione della frattura con i mezzi di sintesi, capita poco, ma che ci siano appunto delle infezioni nei mezzi di sintesi. Una volta che si rimuove il dispositivo, si fa una bella pulizia e si impianta un apparato esterno sul quale il paziente ci può camminare, l'osso guarisce e poi il paziente ritorna a fare una vita normale. C'è una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Mi sente? Sì, io la sento bene. Benissimo, Paola da Padova. Sì. Volevo chiedere al dottor Melchior gentilmente, innanzitutto perché, che fa sempre ambito delle ossa, perché si adopera moltissimo l'anestesia spinale che purtroppo anche su di me tanti problemi dà. Poi la seconda domanda era come mai è così difficile avere una diagnosi su una frattura anche il collo del femore. Uno dice no, bisogna mettere una barra visto che tutto sommato non è anziana, e secondo dice ma no, può sempre frattura composta, parliamo, poteva benissimo, guariva lo stesso. Terza domanda, sì. Ginocchio, un ginocchio che nel trauma ha avuto delle sofferenze, che tuttora a 5 mesi è gonfio, infiammato, dolorante, e nonostante una risonanza magnetica non si riesce, non c'è frattura, non si riesce a avere una diagnosi e soprattutto una cura. Ecco, volevo chiedere al dottore, visto che è a Conegliano un po' diverso da Padova, se in casi come questi, soprattutto del ginocchio, si riuscirebbe a avere una diagnosi e soprattutto una cura e non sta sempre nel vago con gli antinfiammatori. Se c'è un problema, credo che si potrebbe oggi come oggi dover individuare e risolvere. Grazie infinite, Grazie. Chiudo per sentire la risposta. Grazie ancora, Grazie. Buongiorno. Vuole partire dalla prima? O... Sì, dalla prima, non la ricordo adesso. La signora ha già messo giù, sì? Se non sbaglio... Sì, ha messo giù. Beh, allora partiamo dall'ultima che me la ricordo bene, che era quella del ginocchio. Sì, dice una risonanza, è possibile una risonanza con un ginocchio gonfio dopo insomma un tot di tempo non dia adesso non ho, perché non sentivo bene, non ho capito se c'era un trauma alla base, all'inizio di questa storia del ginocchio. Beh, ma... sì, adesso è un po' generico così il discorso, però a una diagnosi si può sempre arrivare, magari non è così una cosa rapida, però se, poi ci sono moltissimi, non so, adesso bisognerebbe vedere la risonanza cosa dice, soprattutto io ho capito che è un ginocchio gonfio, che ha dolore costantemente, bisognerebbe capire l'età anche del paziente, e altre piccole cose, insomma, che aiutano un po', orientano anche verso un inquadramento diagnostico, perché così un po', sì, non mi piace tanto, perché se no non vorrei far sparare lì qualcosa giusto per accontentare la signora, ecco. Certo, comunque in ogni patologia, anche la più semplice, che può essere il paziente che viene perché improvvisamente gli fa male un ginocchio, che può essere anche gonfio, oppure ci sono una serie di, a parte la visita, perché quella è fondamentale, la storia clinica, poi bisogna capire se ha altre patologie concomitanti, perché anche queste possono così, diciamo così, essere delle concause a questo problema, e poi ci sono anche degli esami strumentali e tantissime cure. Al giorno d'oggi abbiamo molto per poter risolvere i problemi. In ultimo ci sono anche le soluzioni chirurgiche quando sono necessarie. Ecco, adesso io
Non so se riesco ad accontentare la signora perché sì, la domanda, forse nella seconda domanda Sul posso essere discorso più, dell'ANCA. quello posso essere più Ecco. preciso perché Ecco. questa qui bisognerebbe mi avesse un po' spiegato un po' di più. Ecco. Per quello che riguarda invece che parlava delle fratture di femore Sì. dell'anziano, Sì. immagino, perché si parlava sì, delle parlava della fratture del mamma. collo del femore. Che chiedeva si mette la placca, si fa la protesi, ma allora le fratture del collo del femore ci sono a tutte le età, però sono più frequenti nell'anziano. Adesso è un po' brutto da dire ultra 65enne perché sì, diciamo che forse dovremmo dire anche ultra 70enne perché abbiamo pazienti che oltre a 65 anni fanno ancora competizioni, per cui sono diciamo più giovani che anziani, Sì, ecco, sì. esatto. Però è una frattura frequente diciamo nell'età anziana e possono essere fratture del collo, del femore, che vengono chiamate mediali, cioè sono più vicine all'articolazione, e queste sono fratture che raramente guariscono da sole. A volte si può cercare di conservare la testa del femore facendo degli avvitamenti, per esempio, che sono interventi di minima, però il rischio di mancata guarigione è dell'ordine del 50% dei casi. Mentre in questi casi è preferibile sostituire l'articolazione con una protesi parziale che dà dei risultati più certi, insomma, assolutamente più certi, e il paziente può essere messo subito in piedi e anche camminare. Le fratture sempre del femore prossimale, però diciamo vengono considerate laterali un po' più verso l'esterno, sì, verso la pelle, ecco, per essere più geografici. Sono le fratture chiamate pertrocanteriche, cioè quelle che decorrono tra i due trocanteri femorali, che sono due strutture del femore prossimale. E queste fratture che sono al di fuori dell'articolazione, mentre le altre sono intraarticolari, sono suscettibili di trattamenti con chiodi, lame, placche, insomma, ecco. Sì, per cui non c'è l'indicazione assoluta. Certo. Poi non ho capito sulla tempistica, però diciamo così, da un punto di vista ci sono delle disposizioni nazionali, poi nel piano nazionale esiti, che questi pazienti devono preferenzialmente e soprattutto essere operati precocemente, cioè entro 48 ore, insomma, in quanto i risultati in termini di sopravvivenza sono molto migliori. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Lei chiama da dove? Io chiamo da San Michele del Tagliamento. La signora? Il suo nome? Angela. Dica pure, signora Angela. Dunque, io volevo chiedere al professore, io ho fatto 2 anni fa una frattura trimaleolare scomposta e sono in attesa di togliere i mezzi di sintesi. La mia preoccupazione è perché un medico di un certo nome a Padova mi diceva di togliere soltanto i chiodi da una parte, di lasciare la placca perionale, lasciarla su, mentre un altro luminare da Rizzoli mi diceva di togliere tutto. Chiaramente vado un po' in confusione, cioè 2 luminari che mi danno 2 pareri diversi. Io ho sofferto anche di algodistrofia nel tempo che ero allettata, diciamo, e quindi il mio recupero è stato un po' più lento. Adesso cammino abbastanza bene, però ho sempre la caviglia un po' rigida, quindi la mia domanda è: non sono in sovrappeso, quindi peso 59 kg per 1,70 m e cerco di fare movimento, sport, cerco di fare il meglio che posso, insomma, per cercare di arrivare a una normalità più possibile. E volevo solo sapere cosa mi può dire il professore, se è il caso di togliere tutto o sì,
a cosa Certo. posso andare incontro. Sì. Questa è la mia domanda. Un po' di confusione, perché Certo. sono due persone abbastanza luminari che mi danno due versioni diverse, due due opinioni. versioni diverse e io vado un po' in Certo. confusione, visto che sono 2 anni che sto cercando di tornare il più normale possibile. Certo. Ecco. Dottor Melchior. Beh, è preferibile rimuovere i mezzi di sintesi, perché comunque, soprattutto a livello della caviglia, tendono a essere un po' superficiali, soprattutto il perone, per cui in caso di calzature un po' alte danno un po' fastidio, insomma, per cui è preferibile rimuoverli. Poi ovvio che è una frattura articolare la trimalleolare, come tutte le fratture articolari possono dare riduzione dell'articolazione, perché gli esiti post-traumatici esistono. Cioè un paziente che torna esattamente come prima è abbastanza raro, anche se a volte le limitazioni post-traumatiche sono minime. Però è preferibile rimuoverli, a meno che adesso non ci siano delle condizioni particolari, ad esempio una cicatrice cutanea in quella sede molto sottile, per esempio, con la pelle molto sottile, che andare a incidere sia rischioso, ecco questo. Però in linea di massima i mezzi di sintesi vanno rimossi, a parte casi, insomma, per esempio negli anziani non li rimuoviamo, non sottoponiamo un paziente che ha rotto il femore a togliergli il chiodo, a togliere una placca, eccetera, perché insomma sarebbe un rischio molto, molto alto da far correre per un paziente che ha basse esigenze funzionali. Però nelle persone generalmente i mezzi di sintesi sarebbe meglio toglierli. Ecco, lei diceva anche che aveva la caviglia ancora un po' rigida, diceva almeno. Sì, perché la signora ha avuto l'algodistrofia, che è una sindrome regionale complessa, è un nome che dice tutto, dice niente, però è un evento molto subdolo perché è una sindrome neurologica, praticamente neurovascolare, che si instaura in seguito a traumi, in seguito a complicanze come complicanza di interventi chirurgici, di immobilizzazioni gessate anche senza intervento. C'è una predisposizione congenita del paziente per queste forme e l'algodistrofia ovviamente comporta un edema importante, cioè l'arto si gonfia molto, diventa più rigido e può dare dei postumi a distanza. Fortunatamente le evoluzioni di solito sono buone, però io ricordo anche casi rarissimi, però con un'evoluzione molto molto brutta, con dei postumi veramente invalidanti, in soggetti giovani peraltro, per cose molto banali, molto meno di questa. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Lei chiama da dove? Da San Daniele del Friuli. Del Friuli si chiama? Stefano Scatton. Buongiorno signor Stefano, ci dica pure. Allora, io sono stato operato nel 2008 all'anca. Dopo 10 anni mi hanno operato un'altra volta, mi hanno cambiato il pezzo sopra per metallosi, causa metallosi. Dopodiché sono stato operato a novembre, sempre la stessa anca sinistra, per sostituire il pezzo sopra perché l'acettabolo, perché si era mosso. Però io ho ancora problemi, perché ho sempre avuto problemi a questa gamba e anche adesso ho come una grossa perdita di liquido a fianco della protesi. Volevo sapere dal professore cosa ne pensa, che consiglio può darmi. Grazie. Ho visto un po' un'espressione, dottor Melchior, lei. No, anzi, San Daniele del Friuli sono le mie origini. Ecco. Sì, perché sono proprio di Rive d'Arcano, sa benissimo dov'è. Sì, io sono di Ragogna, ecco. Sì, comunque insomma mi ha ricordato un po' le origini della mia famiglia. Sì, allora, da quello che ho capito, al signore è stata impiantata una protesi metallo-metallo, nel 2008, sì. Sì, esatto, che andavano abbastanza in voga perché soprattutto nei soggetti giovani davano dei recuperi brillanti dell'articolarità, perché erano grandi superfici articolari, però metallo-metallo, queste protesi qui hanno dato anche grandi problemi, tant'è che alcune sono state anche ritirate
dal mercato perché davano appunto questa metallosi con aumento degli ioni cobalto, cromo e cobalto nel sangue e con il rischio di complicanze neurologiche e anche tumorali, insomma, ecco così. E poi formazione anche dei cosiddetti pseudotumor, che erano delle proliferazioni di tessuto fibroso intorno a questo materiale di usura che si creava nell'attrito tra metallo e metallo. Per cui alcuni pazienti sono stati seguiti, monitorati da un punto di vista laboratoristico e stavano bene, hanno continuato a tenere la protesi, altri invece non andavano bene e sono stati consigliati di rimuoverla, e altri ancora l'hanno voluta proprio togliere, spaventati dal fatto che, anche se non avevano nessun problema. Ecco, questo signore che diceva che aveva una perdita di... Adesso sì, lui poi è stata sostituita, non ho capito se solo la parte acetabolare, mi pare di aver capito, e poi è stato il cotile, il cotile impiantato, quello diciamo il secondo impianto, è stato risostituito un'ulteriore volta. Adesso lui dice che ha dei problemi credo si formi un versamento ma lungo il femore, perché non ho capito se ha dolori o cos'altro, però esistono anche le mobilizzazioni asettiche dette delle componenti, cioè che a un certo punto non si integrano bene e tendono a mobilizzarsi. No, senza infezione, perché l'infezione è una delle cause di mobilizzazione più frequente, no? Per cui si mobilizzano, danno dolore e poi vabbè, c'è l'infezione e vanno tolti. Potrebbe essere anche una situazione di questo tipo, però ci sono degli esami abbastanza sofisticati, adesso magari lui li avrà anche già fatti, per cui io dico delle cose che lui dirà ma io ce li ho già, ma io non lo sapevo, come la scintigrafia ossea per esempio, che c'è la scintigrafia trifasica e poi quella con i leucociti marcati, che proprio è un completamento della trifasica e serve a studiare appunto la possibilità di infezioni intorno alla protesi. Sì, potrebbe essere che questa raccolta che ha sia legata anche a una infezione subdola, questa è un'ipotesi però. Certo. Non so se c'è la pubblicità. Ecco, quindi andiamo in pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, vedo che c'è subito una telefonata, quindi siamo quasi in chiusura. Buongiorno. 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 Allora io vorrei parlare col professore. Sì, lei intanto come si chiama e da dove chiama? Vecchiata Rossella e chiamo da Dolo, provincia di Venezia. Venezia. Dica pure. Allora, io ho fatto la protesi al ginocchio a settembre 2022. Praticamente il mio ginocchio non piegava, dopo un mese non piegava. Sono stata dal mio ortopedico e ho ordinato del cortisone. Ok, sono andata avanti con la fisioterapia perché io ho problemi al piegamento e anche allungamento del ginocchio. Ho continuato a fare la fisioterapia, tutto funzionava bene, però finito la fisioterapia in quel momento là, dopo mezz'ora, io avevo il ginocchio ancora rigido e ritornava. Sono stata dal mio ortopedico, mi ha dato dell'alto cortisone e mi ha detto di fare idrokinesi, terapia in acqua e poi, come si dice, e un po' di palestra. Ho fatto il tutto. Sono ritornata dal mio ortopedico perché il ginocchio non piega, mi ha ordinato dell'altra fisioterapia ma non è successo niente. Cioè il ginocchio non piega e non si allunga. A questo punto sono stata da un altro ortopedico e mi ha detto che a questo punto, dopo 7 mesi dall'intervento, non si fa più fisioterapia. Mi avrebbe proposto una seconda operazione, però io non ho dolori. Allora la seconda operazione non si può fare perché non ho dolori, perché sennò mi resterebbe il 15-20% di dolori. Allora, la ringrazio, la faccio rispondere perché purtroppo abbiamo i minuti contati.
Ho capito che ha una rigidità dopo l'intervento di protesi, ma bisogna capire i motivi per cui ha la rigidità, come era prima il ginocchio di fare l'intervento, anche perché anche questo. E poi anche se radiograficamente ci sono dei problemi a carico delle componenti, perché a volte può anche succedere, o se può essere un problema di rotula per esempio, oppure anche un problema dovuto a una reazione fibrosa, perché ci sono raramente delle ginocchia che hanno delle reazioni fibrose a carico della capsula articolare e possono portare appunto a una difficoltà di flesso-estensione. Per cui il ginocchio bisognerà, credo forse l'avrà già fatto, ma insomma dovrà essere studiato oltre con le radiografie. A volte in questi casi qua può essere utile anche una risonanza magnetica, anche se possono esserci dei disturbi da artefatti metallici, perché ovviamente possono esserci anche questi, però insomma sono esami complementari che sono in un ginocchio che dopo 7 mesi, come dice la signora, è molto rigido, va un po' preso per mano e va capito insomma qual è il problema. Ecco, siamo arrivati quasi al termine, quindi magari concludiamo invece la nostra discussione sulle infezioni da cui eravamo partiti. Da una domanda che mi veniva era quella se durante il trattamento, quindi durante le terapie, si può fare anche la riabilitazione. Beh certo, i pazienti che a parte... Visto che sennò parliamo di terapie lunghe. Sì, no, ma allora nell'osteomielite cronica, nell'osteomielite acuta i pazienti devono stare un po' fermi perché bisogna dare tempo al processo infettivo di spegnersi e ovviamente se camminano non è che gli fa bene, no? Per cui sì, però si tratta a volte i miglioramenti sono drastici nel giro di pochi giorni con la terapia antibiotica e il riposo. Parlando delle osteomieliti croniche, sì, chiaro, bisogna fare la riabilitazione perché comunque le articolazioni libere vanno mantenute in movimento assolutamente, altrimenti se no, al di là del fatto che un arto che viene trattato in questo modo perde anche molta muscolatura perché l'inutilizzo porta a una riduzione del trofismo muscolare e poi le articolazioni tendono a irrigidirsi perché è un fatto, diciamo così, fisiologico, se non è stimolato si blocca. Ecco, quanto tempo dal momento dell'accertamento, dell'infezione alla fine, insomma con le terapie eccetera, quanto tempo ci vuole per insomma ritornare diciamo ad una normalità? Beh, come tempistica? So che non è possibile dare certo. ovviamente un... I casi più semplici, non so, supponiamo l'infezione ossea in esiti di osteosintesi, rimuoviamo i mezzi di sintesi, puliamo tutto, chiudiamo, mettiamo un fissatore esterno, diciamo che la frattura che non consolidava può guarire in 2-3 mesi, 3 mesi di media, e poi il paziente dopo 4 mesi può riprendere 5 le sue attività normalmente. Casi invece più complessi di osteomieliti croniche in cui ci sono dentro dei sequestri ossei, cioè dell'osso morto che va tolto, che va fatta una pulizia, vanno fatte delle resezioni segmentarie, vanno tolti dei pezzi d'osso anche lunghi, anche 10-12 cm, in cui si devono fare degli allungamenti, cioè va fatto ricrescere l'osso, sono casi che possono andare avanti anche un anno e mezzo. Ecco, io vorrei chiudere perché siamo arrivati quasi alla fine con una cosa che lei appunto stava dicendo prima, che è importante, che è la fiducia e anche un po' in risposta a tutte le chiamate, la fiducia tra un medico e il paziente, perché è ovvio che andando poi da tanti medici è difficile instaurare questo rapporto ed è difficile anche poi effettivamente si va in confusione. Beh, allora io capisco che per i pazienti non è assolutamente facile trovare lo specialista o il medico, diciamo così, che gli dia la risposta e li convinca pienamente, però anche girare molto non è che alla fine così agevola, aiuta. È anche vero che tanti pazienti girano perché vogliono trovare colui che gli dice quello che vogliono sentirsi dire. Però a meno che di casi
particolari in cui diciamo, c'è quasi un obbligo di fare una terapia perché è una questione di salvavita, diciamo. Certo. Tutto il resto sono tutti trattamenti su cui si può ragionare, pensare e riparlare. Insomma, io parlo anche personalmente con i miei pazienti, passo molto tempo perché gli spiego le cose molte volte, magari tornano, non è che li devo convincere, devono capire che la cosa migliore per loro è questa, poi ovviamente possono anche sentire altri pareri, no, assolutamente. Spesso viene confermato quello che ho detto, che mi fa anche molto piacere, insomma, ma tutto sommato noi siamo qua per dare un servizio alla comunità, infatti questo argomento delle osteomieliti adesso noi è anni che le trattiamo, però adesso abbiamo aperto un ambulatorio anche dedicato a cui si accede chiamando la nostra segreteria con l'impegnativa del curante, cioè per cui non c'è nessun altro fine, è per dare un servizio alla nostra popolazione. Certo. Siamo arrivati al termine. Quindi io ringrazio davvero il dottor Melchior per essere stato con noi, insomma, anche per aver risposto alle domande. L'ortopedia è uno degli argomenti, insomma, che scottanti. più scottanti per i pazienti, insomma, quindi per i cittadini. Ringrazio davvero per essere stato con noi, speriamo di averlo ancora. Ringrazio i registi che ci hanno seguito fino ad ora, insomma, da mezzogiorno. Grazie davvero, grazie anche a voi e l'appuntamento è sempre a domani. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.